Buonasera Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, vediamo i titoli delle notizie del nostro telegiornale. Resta in carcere il terzo dei 7 giovani accusati dello stupro di gruppo di Palermo. Dinanzi al GIP uno degli indagati in lacrime chiede scusa. Gli altri 2 ammettono: quella notte eravamo lì. In rete l'ignobile caccia alle immagini dello stupro. Su Telegram c'è perfino chi offre soldi. In una comunità protetta, la giovane vittima e i danni fisici subiti in questo caso sono irreversibili. La denuncia della presidente dell'Associazione per i diritti delle donne, Aurea Caritate. Femminicidio a Ramacca, interrogati 2 fermati per l'omicidio della 25enne moldava. Il compagno della donna non risponde, l'amico fornisce invece nuovi utili dettagli per le indagini. Catania sporca, noi dobbiamo fare il massimo, ma l'inciviltà dei cittadini a volte prevale. A Sicilia 24 il sindaco di Catania Enrico Trantino. In Sicilia turismo a 2 facce, il lusso degli stranieri con barche da sogno e il low cost delle vacanze dei siciliani con i portafogli leggeri. Per gli americani la Sicilia rimane una meta al top, si spende meno e si sta comunque meglio che nel resto d'Italia. Dracula tra mito e realtà, i ricercatori catanesi scoprono che erano di sangue le lacrime di Vlad III, il principe romeno che ha ispirato l'eterna leggenda di Dracula. Calcio, è ufficiale, Alessandro Quaini è un giocatore del Catania, va a completare il reparto difensivo rossazzurro. Palermo, in apertura del telegiornale di questa sera, hanno risposto alle domande del GIP gli ultimi 3 dei 7 arrestati per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, mentre sui primi 4 i magistrati hanno già confermato il carcere, disponendo la scarcerazione e l'affido alla comunità solo per il minorenne. La posizione di questo secondo gruppo di ragazzi arrestati venerdì sarà vagliata nelle prossime ore. Il GIP ha tempo fino a domani. Maglio viola. Chiedono scusa, piangono, ma continuano a sostenere che la vittima era consenziente. I 3 indagati per lo stupro di massa al Foro Italico di Palermo, ascoltati oggi dal GIP Marco Gaeta. Nessuno di loro ha pensato alle conseguenze del gesto compiuto e ora sembrano quasi sottovalutarlo ancora. Si tratta del secondo gruppo dei giovani stupratori arrestati dai carabinieri, in tutto 7. I primi 3 arrestati qualche settimana fa erano stati sentiti nei giorni scorsi. Per loro è stato confermato il carcere con 2 diverse ordinanze, una emanata ieri, un'altra oggi. Per un quarto imputato, l'unico minorenne che ha confessato sempre ieri, è scattata la scarcerazione ma con il trasferimento obbligatorio in comunità. Oggi è toccato a Elio Arnao, Samuele Lagrassa e Cristian Maronia essere ascoltati. Di quest'ultimo sono anche comparsi profili social su TikTok nei quali sono stati postati una serie di video che sembrano essere vere e proprie difese del giovane, ma si tratterebbe di profili fake. Maronia ha risposto alle domande del GIP sostenendo di essere convinto che la ragazza fosse consenziente. Ad organizzare il tutto sarebbe stato Angelo Flores, uno dei primi arrestati per il quale è già stato confermato il carcere. Ho fatto una cazzata, mi sono rovinato, ha detto invece Arnao, l'ultimo ad essere ascoltato, ma precisando: nessuno di noi pensava si trattasse di violenza. Non l'ho toccata, ma ho sbagliato, dovevo andarmene via, ha sostenuto invece Lagrassa. Non mi sono reso conto di quello che stava accadendo, ma sarebbe stato lui, insieme ad Angelo Flores, a filmare la scena. Sulla loro posizione il GIP deciderà nelle prossime ore. Ore durante le quali invece continua a impazzare su Telegram la caccia ai video. Sono nati ben 3 gruppi diversi per cercare di ottenere proprio quei video girati dagli stupratori. Gruppi che dopo essere stati scoperti hanno dimezzato i contatti, ma che ancora oggi non sono stati chiusi. Per le vittime di violenze, per chi ha subito uno stupro, è difficile superare il trauma, se non addirittura impossibile. Si resta segnati per tutta la vita. Ai nostri microfoni Antea di Benedetto, presidente dell'associazione Auree Caritate, ce ne parla la intervistata Adelaide Barbagallo. Ansia, vergogna, paura, pensieri ricorrenti, insicurezza e perfino sensi di colpa. La vita di chi ha subito un trauma come uno stupro di gruppo viene segnata per sempre, un inferno dal quale è difficile uscire.
Il vissuto sarà un tormento per la loro esistenza, avranno incubi notturni, spesso e volentieri anche a livello psicosomatico si possono manifestare dei sintomi fisici, al di là del danno uroginecologico che subiscono. C'è anche l'onta dei video che girano sui social, addirittura ci sono dei gruppi che cercano questo video dello stupro. Anche questo è un gravissimo abuso, sicuramente anche questo impatta perché il loro modo di rivedersi attraverso gli occhi della società, attraverso quei video che è assolutamente feroce e degno ovviamente del nome abuso e sopruso ed è comunque un gravissimo reato. Vengono accolte da comunità e case protette dopo la violenza fisica, c'è tutto il carrozzone di commenti, insulti, giudizi e talvolta, come nel caso della ragazza stuprata al branco a Palermo, il rischio di subire minacce e vendette per aver denunciato gli aguzzini. Ma ci sono quelle che non riescono a superare il trauma. Come non ricordare il suicidio di Alice, la 17enne che si è lanciata dalla rupe Atenea di Agrigento. A 15 anni era stata costretta a rapporti di gruppo e i video avevano fatto il giro del web. Un peso insostenibile. Poche ore prima di togliersi la vita annunciò il suo gesto con un lungo e straziante post su Facebook. Nessuno di voi, scrisse la vittima, sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte. Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando. Ho provato a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo così bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai, spiegava la 17enne. Il femminicidio di Ramacca, interrogati dal GIP di Caltagirone, i 2 fermati per l'omicidio della 25enne moldava. Il compagno della donna non risponde, l'amico invece fornisce nuovi dettagli. Luca Ciriberti. Vera Schiopu e Gheorghe Apetrei, lei moldava, lui romeno. A Ramacca erano praticamente sconosciuti, vivevano in un tugurio in contrada Polmone. Ed è proprio in questa abitazione di fortuna che gli inquirenti che indagano sulla morte della 25enne avrebbero trovato le tracce di sangue che escluderebbero definitivamente la messa in scena del suicidio. Il compagno e un amico connazionale sono indagati per omicidio volontario. Sentiti dal GIP stamattina, i 2 hanno evidenziato posizioni quasi incompatibili. Il 33enne Gheorghe Ciprian Apetrei si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha invece risposto alle domande del GIP Costel Balan, 31 anni, proprietario del fondo in campagna in cui la coppia viveva. Balan ha spiegato nei dettagli i suoi spostamenti, ha fornito orari, nomi e cognomi di eventuali testimoni, oltre alla strada che aveva percorso per raggiungere la sua campagna. Ha ribadito di avere chiamato il 113 per richiedere l'ambulanza nel momento in cui si è accorto della presenza della giovane nel casolare. Ha anche riferito che non è mai stato amico di Apetrei, ma di essere solo un suo conoscente al quale aveva concesso di vivere nella modesta casa accanto al casolare abbandonato nella quale è stata trovata Vera Schiopu. In cambio Apetrei faceva da guardiano in quel fondo nel quale in passato aveva subito furti. La vicenda continua ad evidenziare parecchi lati oscuri a partire proprio dal rapporto tra i 2 fidanzati. Al setaccio degli investigatori le dinamiche della convivenza e anche alcuni post sibillini dell'uomo pubblicati sui social. Le indagini sono condotte e coordinate dal procuratore facente funzione Alberto Santisi e dal PM Alessandro Di Fede. Costel Balan ha anche detto che prima delle 13 aveva visto litigare l'uomo e la donna che era caduta per terra e aveva battuto la testa della quale perdeva sangue e che i 2 erano sempre ubriachi e in particolare lo erano quella mattina di sabato. L'autopsia, che sarà eseguita giovedì prossimo dal medico legale Maria Francesca Berlich, potrebbe portare nuovi e decisivi elementi alle indagini. Prevista anche una tomografia assiale computerizzata per verificare lesioni o fratture e degli esami tossicologici, il tutto per confermare o escludere anche le ipotesi che in passato Vera Schiopu abbia provato a uccidersi tagliandosi le vene. Catania sporca, so che dovrò dare il massimo, promette al nostro TG il sindaco Enrico Trantino, il sindaco di Catania, ma l'inciviltà dei cittadini a volte prevale ancora. Il primo cittadino lancia un appello sui social fotografando e condividendo immagini di spazzatura e degrado in centro città. Adelaide Barbagallo. Frustrante. Così definisce il primo cittadino di Catania i cumuli di spazzatura che ha visto in via Mancini, a pochi metri da piazza Manganelli. Ha scattato una foto e l'ha inserita su Facebook con un lungo e amaro commento. Frustrante. Perché la definisce così?
Perché vorrei tanto che i catanesi capiscano e assumano la consapevolezza della esigenza di uno sforzo comune. È chiaro che se uno vede dei sacchetti di rifiuti lasciati dagli stessi ristoratori, coloro i quali più di tutti dovrebbero poi tendere a rendere il territorio non terreno di degrado ma terreno d'accoglienza, terreno d'attrattività, è chiaro che sorge allora qualche dubbio sulla intelligenza nostra catanese nel preservare quello che c'è più caro. E quel che mi dà più fastidio è che tutto questo accada a pochi giorni da Sant'Agata, giorno in cui il catanese si trasforma in devoto, dimenticando qualche ora dopo che la devozione per Sant'Agata deve essere anche devozione per chi protegge Sant'Agata, cioè a dire la città. Già, ma l'amministrazione cosa fa? Non lo nascondo, sono tante le cose che dobbiamo correggere, stiamo apponendo le telecamere, ma dico subito che le telecamere non potranno mai essere risolutive, perché chi poi se ne accorge non fa altro che migrare i rifiuti, cioè a dire portarli altrove. Inutile nell'immediato anche invocare più vigili. Non ci si dica più vigili perché sappiamo che ci sono solamente 6 squadre che si devono alternare nell'arco delle 12 ore, quindi abbiamo un numero assolutamente esiguo di vigili, cosa per cui ho chiesto l'aiuto del governo, ma ci vorranno almeno un paio d'anni nel caso in cui mi venga dato per garantire questo servizio e fare i concorsi. Trantino infine lancia un appello. Ma l'appello è nelle cose. Se non capiamo che l'amore per questa città deve essere spinto fino al punto che costituisce presupposto per una trasformazione di Catania, ma non diteci e deve essere l'amministrazione, perché il civismo diventa presupposto di civiltà, presupposto di cultura, presupposto di progresso. Turismo a 2 velocità, quello di agosto in Sicilia, da un lato gli stranieri che arrivano in barche lussuose nei luoghi più belli dell'isola, dall'altro le vacanze brevi e low cost dei siciliani alle prese con la leggerezza sempre più insostenibile del portafoglio. Ma per gli americani in Sicilia si sta meglio che altrove, grazie ai prezzi contenuti. Marco Gullà. Turismo in Sicilia spaccato in 2. Se da una parte ci sono super yacht e mega barche in giro per le nostre acque, dall'altra c'è invece un turismo low cost. Da Scopello alle Eolie, poi Taormina, San Vito Lo Capo, Cefalù, yacht mega attrezzati hanno sfilato lungo i nostri mari tra lo stupore di chi invece deve accontentarsi della spiaggia. Questo turismo è di altissimo livello, ne beneficiano però solamente ristoranti di lusso e boutique di alta moda. Le Isole Eolie sono meta di un turismo medio-alto e quest'anno fa registrare però dei cali che si attestano tra il 10 e il 20%. Abbiamo visto la presenza come ogni anno di numerosi VIP, anche diversi panfili, tanto ormeggiati presso i nostri pontili galleggianti come anche nelle diverse calette o in rada. E questo ovviamente porta a un ritorno di immagine positivo per l'intero arcipelago. Ma il turismo in Sicilia ha anche un'altra faccia, quella del risparmio, del low cost. Uno studio di Sociometrica attesta che si tratta di turismo povero, che negli ultimi anni è cresciuto sul modello degli affitti privati. Solo Palermo è nella top 20 nazionale dei guadagni, poi Catania 27esima, e per trovare altri centri siciliani bisogna scorrere in basso nella classifica. Al contempo però il New York Times scrive di una realtà diversa in Sicilia. Nella rubrica 36 ore dell'autorevole giornale americano si legge infatti che Sicily is not Italy, la Sicilia è diversa dall'Italia soprattutto per i prezzi, al ribasso rispetto al nord e al centro della penisola. Il New York Times applaude quindi la nostra isola, in particolare Palermo. Gli ultimi anni hanno visto sviluppi notevoli, si legge nell'articolo. Ci sono inoltre ristoranti ambiziosi, un raccolto di enoteche naturali e nuovi interessanti musei che hanno innalzato il profilo e il fascino di Palermo. Un grande spot pubblicitario per la nostra isola, e per fortuna che il giornale americano ha chiuso un occhio sulle notti abbastanza movimentate della movida palermitana, sicuramente una delle cartoline decisamente grigie di questo turismo dai 2 volti. E intanto in Sicilia torna il caldo torrido tra sole, qualche temporale e temperatura in aumento. Palermo è da bollino rosso, allerta meteo gialla invece per Catania e Messina fino a giovedì 24. In tutta Italia risalgono le temperature con 16 città che si aggiudicano il massimo livello di allerta, tra queste anche il capoluogo siciliano che oggi ha fatto registrare temperature oltre i 36 gradi. Andrà meglio domani e giovedì quando l'allerta passerà da rossa a gialla. Il termometro tornerà ad aumentare nel fine settimana con il caldo che si farà sentire soprattutto sulle zone interne. I valori più elevati si raggiungeranno sull'entroterra catanese dove sono attese punte anche di 38 gradi.
Adesso una notizia di cronaca: a Palermo alcuni giovani a bordo di uno scooter hanno fatto cadere un ragazzo di 18 anni che stava rientrando a casa in Viale Lazio e gli hanno portato via la bici elettrica. Uno dei rapinatori lo ha anche picchiato, la vittima lo ha raccontato ai carabinieri. Nel corso della denuncia il ragazzo aveva trascorso una serata in piazza Don Bosco insieme ad alcuni amici. Pare che il gruppetto degli aggressori fosse formato da 4 giovani più una ragazza. La vittima ha cercato inutilmente di reagire e di proteggere la bici. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale. Ad Aragona, nell'Agrigentino, in un appartamento di una palazzina nel centro storico, un uomo di 54 anni è morto carbonizzato. Si ipotizza che sia stata una sigaretta accesa a scatenare le fiamme che hanno avvolto l'intero appartamento. Il nostro corrispondente Davide Sardo. Si addormenta con la sigaretta accesa e muore carbonizzato. È successo nella notte ad Aragona, piccolo centro in provincia di Agrigento. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Leonardo Bruno, 54 anni, era molto conosciuto in paese per il suo lavoro di OS, operatore sociosanitario, e accudiva soprattutto parecchi anziani. L'uomo, che viveva da solo in questa palazzina di via Goffredo Mameli, nella parte alta del centro storico di Aragona, ieri sera, dopo aver cenato, si sarebbe appisolato tenendo tra le dita la sigaretta ancora accesa, che ha poi scatenato le fiamme. A lanciare l'allarme al 112 sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito il boato di vetri in frantumi e si sono accorti del fumo nero fuoriuscire dalle finestre di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto forzare la porta d'ingresso e una volta entrati nella palazzina a 3 piani, durante le operazioni di spegnimento del rogo, hanno trovato il cadavere di Leonardo Bruno. Ed ancora i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza ben 5 bombole del gas che si trovavano all'interno della palazzina. Il luogo della tragedia è stato subito transennato e sgomberate per motivi di sicurezza anche le abitazioni confinanti. Lacrime di sangue sarebbero scese dagli occhi di Vlad III, l'impalatore, il principe romeno che ha ispirato la nascita del conte Dracula. La straordinaria scoperta arriva dalla ricerca di un gruppo di ricercatori dell'Università di Catania. Emanuela Corsi. Tra mito e realtà, la vita di Vlad III l'Impalatore, il principe romeno del XV secolo che ha ispirato la nascita del conte Dracula, continua ad incuriosire ed affascinare. Sono tante le leggende nate attorno a questo nobile con la predilezione per l'impalamento dei nemici. A lui si ispirò lo scrittore irlandese Bram Stoker per la creazione del celebre vampiro il conte Dracula nell'omonimo romanzo del 1897, un personaggio di fantasia che ha conquistato subito il mondo del cinema. Tra le pellicole indimenticabili ricordiamo Dracula il vampiro, interpretato da Christopher Lee, e Dracula di Francis Ford Coppola con Gary Oldman, fino ad arrivare alle moderne produzioni come la saga di Twilight con Robert Pattinson, il vampiro più amato dalle nuove generazioni. Ma tornando alla realtà, lacrime di sangue sarebbero scese dagli occhi di Vlad III. La scoperta arriva da un gruppo di ricercatori dell'Università di Catania che hanno analizzato i residui di antiche proteine rimaste depositate su 3 lettere autografe del celebre condottiero. I ricercatori hanno preso in esame 3 lettere scritte dal nobile romeno, di cui una datata 1457 e 2 risalenti al 1475. Applicando una speciale pellicola di etilene vinilacetato sono riusciti ad estrarre i residui proteici presenti sui fogli manoscritti senza danneggiarli. Nei campioni così ottenuti hanno identificato migliaia di peptidi riconducibili a proteine umane di sangue, vie respiratorie e occhi. I dati acquisiti hanno così portato a ritenere che Vlad avrebbe sofferto di una malattia respiratoria che provoca infezioni croniche ai polmoni e potenzialmente anche di una condizione chiamata emolacria, che gli avrebbe fatto piangere lacrime di sangue. Ci fermiamo ancora per la pubblicità, torniamo con il calcio. Siamo al calcio, l'arrivo di Alessandro Quaini completa il reparto arretrato del Catania. Il centrale difensivo, tra i più esperti della terza serie, vanta anche 13 presenze in Serie B con la maglia del Pisa. Francesco Triolo.
Era il rinforzo chiesto da Tabbiani, atteso e fortemente voluto dal tecnico che lo scorso anno lo ha allenato al Fiorenzuola, adesso anche Alessandro Quaini è a tutti gli effetti un giocatore del Catania. L'ufficializzazione all'indiscrezione già circolata nei giorni scorsi è arrivata nella tarda mattinata, dopo che la società rossa-azzurra ha perfezionato l'accordo. 24 anni, nativo di Cremona, scuola Genoa, Quaini ha giocato con Fondi, Pro Piacenza, Renata, Albino Leffe, Monopoli e Fiorenzuola in Serie C sommando 102 presenze e vanta anche 13 presenze con il Pisa in B. Il nuovo acquisto del Catania, schierato in passato sempre a centrocampo, nella scorsa stagione è stato utilizzato da Tabbiani come difensore centrale. L'allenatore rosso-azzurro lo ha espressamente chiesto alla dirigenza, ritenendolo elemento essenziale per il proprio gioco basato sulla costruzione della manovra da dietro. Sul mercato si muove anche il Messina, è attesa l'ufficialità del tesseramento del centrocampista Domenico Franco da qualche giorno in gruppo e arriverà nelle prossime ore in città il terzino sinistro classe 2001 Giorgio Brogni dall'Atalanta. Per l'attaccante invece prima si deve cedere, 2 sicuri i calciatori in procinto di lasciare lo stretto, Daga e Iannone. Il terzo potrebbe essere Ferrara. Le loro partenze libererebbero la copertura fideiussiora per l'ingaggio della punta centrale che potrebbe arrivare da qualche esubero in Serie B. Te già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata.